Sindaco, parliamo di questo primo periodo di sindacatura, un consuntivo sulla macchina amministrativa. Ecco, lei già la conosceva perché aveva avuto un'esperienza come assessore. Ecco, quali difficoltà ha incontrato e quali, considerando anche il periodo del Covid, e quali sono le iniziative a breve che intenderà portare avanti? Io mi sono insediata il 6 ottobre, quindi sono sindaco da 2 mesi. È chiaro che questo è un momento critico, abbiamo il Covid, è emergenziale, ma devo dire che sin da subito abbiamo posto in essere delle ordinanze restrittive che la cittadinanza ha rispettato, che ci hanno consentito di azzerare, oggi lo posso dire, azzerare un focolaio epidemico che ci ha portato a un massimo di 25 persone che erano state dichiarate positive al Covid-19. Oggi, come detto, grazie alla popolazione che ha rispettato tutte le prescrizioni, non abbiamo casi di positività al Covid e stiamo cercando di ulteriormente invogliare i cittadini a rispettare la normativa, questo per evitare e scongiurare altri episodi di questo tipo, ma siamo soddisfatti tuttavia perché, come detto appunto, siamo riusciti a contenere al massimo il contagio. Recentemente abbiamo fatto uno screening di massa presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, per questo ringrazio i vertici dell'ASP che hanno consentito questa attività, e su 353 tamponi effettuati nessuno è risultato positivo, pertanto possiamo dire anche che a scuola, all'istituto comprensivo, il Covid non ha avuto ingresso ad oggi, fortunatamente. Cosa abbiamo fatto di altro, a parte tutte le attività poste in essere per contenere il Covid? Abbiamo messo mano sulle grandi convenzioni di questo territorio, sulla questione dell'acqua, sulla questione illuminazione e sulle grandi e piccole arterie del territorio. Abbiamo immediatamente sanificato le strade, abbiamo illuminato le aree al buio, ci saranno tanti altri progetti per le aree di espansione che nel corso degli anni si sono espanse, e abbiamo iniziato a rimanutenere le aree, le arterie con interventi di ordinaria amministrazione.